Questa è la prima puntata di Perdipiave, un viaggio tra il verde e le acque, incontrando la più bella gente che c'è. I primi chilometri navigando dentro il fiume e poi la lunga camminata. Camminare invece di correre, perdersi invece di ritrovarsi. Dalla foce alle sorgenti. Buona visione. Genova è andato fino a Venezia e poi ha percorso la Triestina per andare poi a Caule, dagli amici Venezia, l'amico Barone Franchetti. Poi ritornando si è fermato a Fossalta a vedere questo Piave nel luogo proprio del ferimento, no? E lì ha fatto il famoso rito propiziatorio, che ha scavato quella famosa buca con un piccolo coltello. Dentro ci ha fatto i suoi bisogni ovviamente e poi ci ha seppellito 10.000 lire, no? Perché era stato ferito quando aveva 20 anni, siccome voleva tributare onore alla fortuna che l'aveva salvato, aveva seppellito con la sua merda 10.000 lire per dire ringrazio la fortuna che mi ha fatto salvo. Invece i miei amici che erano con me sono morti perché la granata è arrivata e ha ucciso i suoi amici, no? Poi dopo è tornato a casa a Cuba, ha scritto Il vecchio e il mare e ha vinto il premio Nobel della letteratura. Quando ero piccolo tenevo la barca, governavo la barca, tanto che papà tornava quando salvava le reti e là ho cominciato piano piano. Pensi che io ho sofferto il mal di mare per 20 anni? Vedi che anche c'è la coda fuori per salire questa barca, alzarsi alle 2 del mattino per raccogliere le passerine sul Piave. E è il lavoro del futuro. Piedi scendevano lungo il Piave per portare le legname a Venezia e tornavano a casa a piedi. Adesso passiamo il ponte dei Granatieri, si chiama così, sì. E poi mettiamo l'ancora, che c'è un pescaggio di 5-6 metri, e poi il Moreno ha messo in fresco una bella anguria ghiacciata. Per cui adesso ci tagliamo l'anguria e ce la mangiamo ancorati sul Piave. Ma tu vuoi mettere il Kenya, la Thailandia, le vacanze esoteriche piuttosto che stare qua con l'Ungaro con l'anguria sul Piave? È la controtendenza del futuro. Tra l'altro andiamo controcorrente oltretutto adesso, quindi meglio di così. Tra un po' avremo anche l'intervento di Michele Zanetti che ci spiegherà un po' il Piave dal punto di vista idrogeologico, quindi insomma avremo modo di scoprire un po' di più l'essenza di questo fiume che, ricordiamo, è il fiume più importante del mondo, il Piave, la Piave. In questo momento siamo in località Passarella di San Donà di Piave, ci siamo ancorati perché il nostro carissimo, grandissimo amico Moreno Ongaro ha deciso per noi di festeggiare col taglio del cocomero dell'anguria, anzi dell'inguria, come si dice a queste parti. Ma non fa... Tra due ore della marea capiremo cosa l'acqua vuole fare, che adesso è imballata, non si sa se sale verso monte o scende verso valle. I pesci sono fermi perché se l'acqua è imballata anche i pesci sono imballati, giusto? sta andando verso San Donà, verso sud. In realtà vedi che non siamo neanche controcorrente, siamo a favore di corrente, cosa strana peraltro, che da valle va verso monte. Quelli che pescano senza licenza, senza permessi, che ti foccano le passerine, questa è la soluzione, è la migliore soluzione per le persone ragionevoli.
derimere le diatribe. Guarda che non trasferisce proprio l'acqua. Ah, ok, va. Questa è la fresca. Ci troviamo sulla sponda sinistra del Piave, all'altezza di San Donà di Piave, cioè nel punto in cui il fiume divide due centri abitati che in realtà sono lo stesso agglomerato urbano. San Donà di Piave sulla sponda sinistra, Musile di Piave sulla sponda destra. In sostanza ci troviamo lungo il basso corso fluviale, a poche centinaia di metri dal punto in cui il fiume si divide in Piave Vecchia e Piave Nuova, cioè a poche centinaia di metri dal punto in cui i veneziani hanno deviato il fiume in un nuovo corso che sfocia a Cortellazzo anziché a Cavallino, come era nella geografia storica del fiume. Il basso corso è molto importante per il fiume Piave, è importante dal punto di vista idraulico, non tanto perché l'acqua del fiume venga utilizzata per scopi irrigui o potabili. Il fiume alimenta sì le fonti profonde da cui trae l'acqua l'acquedotto del Basso Piave, ad esempio, a Candelù, ma le derivazioni dirette sono poche. Il fiume è importante nel basso corso per ragioni di sicurezza idraulica, perché tutto il fenomeno idrogeologico relativo al corso del Piave, che sta a monte, scarica i propri effetti nel basso corso, che appunto può manifestare problemi e criticità dal punto di vista idraulico tali da mettere a rischio la sicurezza dei territori rivieraschi. Il Piave è uno dei fiumi più importanti del mondo per la semplice ragione che unisce di fatto, in termini appunto idrogeologici, le montagne più belle del mondo, le Dolomiti, di recente istituite a patrimonio dell'umanità, e la laguna più famosa del mondo, ovvero la laguna di Venezia. Per supportare il ponte di Rialto servirono 10.000 tronchi di larice, ovvero sia una foresta intera tratta dalle Dolomiti e fluitata attraverso il fiume, lungo il fiume, fino a Venezia, fino ai cantieri di Venezia. Ecco che la nostra affermazione a questo punto assume un significato, direi, appropriato. Ecco che ritengo di aver dimostrato che il Piave, pur essendo un piccolo fiume nella geografia planetaria, con i suoi 220 km di percorso, è in realtà un fiume straordinariamente importante dal punto di vista non soltanto geografico, ma anche culturale e direi storico. Please, 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 please. Tre sono i fiumi sacri al mondo: Nilo, Gange e Piave. Da Nobru a San Donà di Piave, la figliuola di Bruno. Di ciao, di ciao. Ciao. Per la prima tappa di questa giornata. Macchina incredibile.
Sì, da Cortellazzo, praticamente è subacquee e acque, cioè va sotto acqua, dopo riemerge, sì. Sì, va sotto acqua, è anfibio. Siamo a Noventa di Piave, dall'altra parte del fiume dove c'è il ponte di barche ci aspetta il nostro buon vecchio amico Ernest Hemingway. Ricordo una serata di 13 anni fa, proprio in questo preciso punto in cui con un bottiglione da 2 litri ci trovammo, io, te, Antonio c'era, Paltò c'era, sì. a leggere passi di Hemingway in questo posto. Questo è il luogo del ferimento di Ernest Hemingway. Se non che arrivò il maresciallo dei carabinieri, il quale voleva arrestarci per un motivo non ben precisato, semplicemente perché eravamo qui a leggere delle poesie di Hemingway. Ora va bene, pensò, merda, denaro e sangue, guarda come cresce l'erba e nella terra c'è il ferro, con la gamba di Gino, le 2 gambe di Randolfo e il mio ginocchio destro. È un momento magnifico, c'è dentro tutto, fertilità, denaro, sangue, ferro. Al Piave di cosa che anche se non si tocca non c'è il sale che ti alza la pressione. Al Piave di fretta prendi la bicicletta, chi arriva primo aspetterà. Al Piave di cosa che anche se non si tocca non c'è il sale che ti alza la pressione. Al Piave di fretta prendi la bicicletta. Si chiude così la prima puntata di Perdipiave. Ci auguriamo che abbia suscitato il vostro interesse e che seguiate tutto il percorso sino alle sorgenti. Per ogni approfondimento www.perdipiave.com. Alla prossima puntata, ciao e grazie. Sai che è il padre dell'ozio, Cippo il nonno dei vizi, Cippo viene al Piave assieme a me.